È una delegazione molto compatta quella che presenzierà alla discussione del progetto di legge sulla specificità bellunese. A Venezia, Confartigianato, Confederazione Italiana Agricoltori, gli autonomisti del BARD, ma ci saranno anche i sindaci a rendere ancora più autorevole la delegazione. Per testimoniare l'attenzione che c'è da parte del territorio bellunese verso questo passaggio, che è un passaggio storico, è la presenza del territorio in uno dei momenti delle scelte più importanti per la provincia di Belluno. Vivere in montagna è diverso dal vivere in pianura. Il progetto di legge che confidiamo sia approvato speditamente auspica per Confartigianato il presidente Giacomo Deon è il riconoscimento delle particolari condizioni di vita delle popolazioni di montagna. Ma attenzione! La specificità scritta sulle carte senza schei non serve a niente. Specificità, visto che a Roma sono consigli e proclami per tutti, a Roma decidano di dare l'autonomia a Belluno, hanno detto che faranno città metropolitana Venezia, Treviso, Padova. Io mi sono opposto perché ho detto ma scusate, Belluno perché non può avere anche Belluno l'autonomia? La verità è che qua si fanno le nozze con i fichi secchi. E per cui si prendono in giro i cittadini. Ai bellunesi va data autonomia e soldi per gestire questa autonomia. È un momento storico, ma non sarà una passeggiata. C'è tanto mal di pancia da parte di molti consiglieri della pianura perché dicono perché Belluno sì, gli altri no, però questo è un percorso storico, ormai è arrivato al compimento. Nel resto d'Europa è normale che venga applicato quello che qui stiamo discutendo, quindi i detrattori purtroppo, ho letto qualche articolo anche di qualche consigliere regionale che faceva anche un po' tenerezza perché vedevi che parlava di qualche cosa che non aveva mai visto in vita sua e quindi si faceva un'idea molto fantasiosa. Dobbiamo fare un'operazione culturale che è quella di spiegare alle persone che non sono di Belluno quali sono i problemi della montagna e cosa significa essere incuneati fra le province autonome di Trento, Bolzano, la regione Friuli e l'Austria, perché loro evidentemente fanno molta fatica a comprenderlo.